ora veniamo ad alcuni dati relativi al progetto Cambio Gioco. All'interno dell'ambulatorio che utilizza la tecnica della stimolazione magnetica transcranica sono stati trattati 40 pazienti tra affetti da disturbo del gioco d'azzardo e disturbo di uso da cocaina. Sono stati pubblicati gli esiti sulle sperimentazioni sul trattamento online dei pazienti affetti da disturbo del gioco d'azzardo, condotti durante il lockdown in collaborazione con l'Università di Padova. È stata pubblicata una guida sul tema del gaming rivolta ad operatori scolastici e genitori. È in corso attualmente uno studio che utilizza la realtà virtuale per lo screening della vulnerabilità neurobiologica nelle dipendenze. In questa fase lo studio coinvolgerà 200 persone, finalizzato all'attività di prevenzione innovativa. Nell'ambito dei percorsi residenziali e semiresidenziali innovativi sono stati trattati 30 pazienti. Sono stati realizzati 10 seminari sul gioco d'azzardo patologico rivolti a più di 1000 operatori dell'ambito delle dipendenze e di altri ambiti. 8 eventi teatrali in altrettanti comuni rivolti alla popolazione generale e 10 talk show nelle scuole rivolti ad una popolazione di 2000 studenti.